Eccoci qua, Desiree. Allora, Carissimo, credimi, carissimo, dimmi. c'era una domenica, camminavo per strada, Sì. no? Non hai l'idea cosa è successo. Che è successo? Le ho contate personalmente col telefonino, facevo blip, blip, Sì. blip. Mi hanno fermato 747.800 persone in 5 minuti. Ma veramente in 5 minuti non è possibile, a meno che minuti. era, che Ma cos'era, perché non dici lo non è so. possibile? Gli audience nostri sono questi e tu dici non è possibile. Ma che era il treno, non lo so, che ti ha fermato. E ti devo Vabbè. portare i saluti proprio Sì. diretti a te. A me? A Di te, chi? incredibile, da Trump. Trump, a me? Sì, Che ha ci detto siamo Trump? sentiti, ha detto Desiree è veramente brava, veramente Dai, bella. ma veramente, tutto grazie, grazie, deve fare, Presidente, deve grazie. continuare, continua Grazie mille. a fare quello che faceva prima di cucinare. Così mi ha detto. E allora oggi facciamo una ricetta un poco pianificata. Pianificata che vuol dire? Pianificata. Cioè nel senso diciamo... Più come? piani, Ah, più pianificata. piani, Faremo stratificata un forse pianificata, si dice. primo piano, secondo piano e terzo piano. Faremo un tris di carne macinata Sì. che lo andremo a trasformare a tortino. Per Ah, cui che meraviglia, va prendiamo bene. subito una bolla. Una torta Può di essere tritato, qua. quindi Brava. facciamo. Cominciamo con il tritato di pollo. Di pollo. Dove andiamo a mettere Così. del basilico. Dici, ma è strano il basilico Dico- col pollo, ma sai, No, mi piace il c'è basilico tutto col un suo pollo. perché. Mi piace. Così romperesti un uovo qui dentro, Ma per certo, mi viene un po' male, giusto? Però no. favore. Ma che hai? Posso aiutare? Che hai? Che ho? Niente. Ma c'è Pia! Ma Gepia chi è? Ma sono di Padre Pio. Dai, ma che c'è? Ma questa è la manica a guanto, si usa. Ma che manica, stai attento. Ma tu che lavori molto in cucina, fai tante cose in questa trasmissione, Bene, non ma rischi che si c'entra. sporca. Ma no, dico dai. Ai. Che Ma faccio? ci Vuoi che devo- mescolo? No, aspetta, No, prima no. dobbiamo mettere tutti gli ingredienti. E mettiamo il basilico. Poi se gentilmente la signoria vostra mi avvicina Cosa? il pan gratin, Eccolo io qua. prendo il parmigiano e andiamo, 2 cucchiai, a me un cucchietto. Vai. Andiamo, 1, 2, E 2 di questi? abbondante scocchiaras, sines, 1 E 2. e 2. Eh. Poi mi Poi. dai anche una marisa e cominciamo a Mescolare, marisare. quindi Esattamente. tritato di pollo, un uovo, basilico, pangrattato e parmigiano. E cosa manca? Il sale. Brava! E allora andiamoci a capollare il sale. Metto? Sì? Vai? Ok. E abbiamo messo il sale. Ecco. Dopodiché, Dopodiché, e va bene la marisa, e va bene tutto, ma qual è lo strumento che aiuta più di tutti in cucina? e che ne so, qual è lo strumento? Quello che puoi fare tutto con quello strumento, qual è? Le mani. Ah, le mani, giusto. Le mani. Però, scusate, devo salutare. Ciao. Non c'è bisogno, dai, ma non c'è bisogno, ma non era necessario. Saluto anche la Camera dell'Artrosi Cervicale, ma soprattutto Anica! È fatto così, è Ecco. fatto così. E poi, chi è colui che ci leva da tutti i Lui malanni? va salutato, ragazzi. Ci leva da tutti i malanni? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni, zio ciao, zio. Gianni. Stanotte mi è venuto Che in sogno. solare lo zio Gianni. Stanotte proprio- mi è venuto in E che ha sogno. detto? Dice, ma che ha Desiree? Dice, perché? Che c'hai visto? ho? Ma la trovo piena di rughe. Ma non è è vero, fatta ragazzi. vecchiarietta. Guardatemi un primo piano, non ne ho rughe, guarda. Sì, perché ci metti cemento al mano. Ma non ce n'è, ma che cemento armato? Mio Un po' di zio le sa cipria, un queste- po' di Mio zio le trucco. sa queste cose. E stiamo andando a impastare bene bene. Però siccome sento che ancora non ha preso bene l'impasto, mi e sembra che un ci altro va? poco di pangrattato. Pangrattato, Sì, quindi deve essere un po' bello serrato. insomma serrato. Vuoi così va bene? Metà. E va bene così, perfetto. Andiamo a macinare e abbiamo preparato questo primo strato così, ecco. Così. E Posso questo- prendere un po' di provola? Eh no, perché devi prendere? Perché la guardo, mi chiama, Chi ti assaggia. chiama? Se Non ho manco la mangiato conosci. oggi. E allora, io questa cosa non la sopporto. Poi la gente non è a torto, che dice quella della trasmissione non gliene frega niente, quella viene solo per mangiare. Ma non è vero, sto seguendo, stiamo Sì. facendo una ricetta a strati. A strati, Diversi a strati piani, di a piani, tre piani di gusto Tre facciamo. piani di gusto, guarda che nome, questo sei stato bravo, mi piace questo nome. Ti Tre piace? piani di gusto
Che abbiamo questo- detto prepariamo con diversi tipi di E tritato. questa è pronta così, ecco. E la mettiamo E la qua. mettiamo qua. Qua, mi vado a lavare le mani. Poi E prepariamo il secondo strato. preparato, il secondo strato, la salsiccia. La salsiccia. Prendiamo una bowl, la mettiamo qua, Sì. prendiamo la salsiccia. Ah, questa è la salsiccia, l'avevi già Come si aperta? condisce la salsiccia? No, questo è un trito di maiale a mo' di salsiccia. Vai. Come si condisce un trito di maiale per avere un certo sapore di salsiccia? già Che ci condita. mettiamo, no? Ma che ci mettiamo se vogliamo? Il coso. I semi di I semi di finocchio. papavero. Sì, i semi di papavero. Semi di finocchio. Ecco. è Dai, un sparita. pezzettino, dai, un pezzettino. Regia, chi è dai. che ha preso la... Non l'ho mangiato, mi guardava. Mi chiamava. Siamo arrivati dove non dovevamo. Mi rompi un uovo qua? Di nuovo. Sì? Sto mangiando. Scusa. Mi rompi un uovo. Sto mangiando. Scusa, perché dai. sono troppo invadente. Te lo rompo. Rompi. Ecco. Questo lo togliamo. Il parmigiano è qua. Come vedi, pochi ingredienti, Ma buoni. ma buoni. Andiamo a rimpastare nuovamente, così, il nostro macinato di maiale. Lo sai che ne faremo anche uno per i vegetariani? E com'è? Insomma, vegetariano non tanto, però lo faremo. Non è proprio vegetariano, dai. Cioè fai tipo quindi Allora, una io lo ricetta faccio strati per i vegetariani? sì. No, non lo faccio vegetariano, ma i vegetariani basta che levano un ingrediente e i vegetariani ci mettono quello che vogliono, capito? Ah, è un'altra ricetta allora, scusa. Sì, ora te la faccio vedere. Prepariamo questo. Quindi tritato di pollo, tritato di salsiccia, Sì? l'hai condito un po' allo stesso modo, giusto? Yes. Quindi cambia solo il tritato, in sostanza metti Esatto. sempre l'uovo, il pangrattato e il parmigiano. Brava. Giusto, un po' di sale non ci va? Certo. Metto? Perché non è salsiccia, è trito di maiale, vai? Questo è trito di maiale? Sì. Ah, non è salsiccia. No. Hai detto la salsiccia Scusa, ho prima. sbagliato. E allora Un altro poco, un altro poco, un altro cioè, poco, un altro poco. parla chiaro. Un altro poco, Se un ci altro devi far confondere, a noi che vogliamo Noi Imparare che le vogliamo, ricette. lei che vuole non l'ascoltate perché sono solo bugie. Ma lei, cosa? lei viene solo per mangiare. È vero. Non è vero, non è vero. Ecco qua. Va bene, allora, Questo è quindi il questa è la secondo, seconda preparazione. Che Poi, lasceremo riposare comunque. va bene. Lasceremo In riposare. frigo quindi, no? Anche fuori per un'oretta così in frigo. Prendiamo un'altra bowl ancora Sì. e ci mettiamo quello di vitellos. Dopo con il vitello cosa ci andiamo a mettere? Andiamo a mettere un bel po' di sedano, carote e cipolla. brava, SCC, Ah, SCC. che ce lo insaporirà un pochino. Va Bene. bene? Il solito uovo, Sempre. il solito parmigiano, il parmigiano, Ecco. il pangrattato, Quanto ne vuoi? così, un altro, Un altro? basta, sì. Eh. Il sale e voilà, e andiamo a mischiare. A mescolare. Quindi ci stiamo preparando le basi, giusto? Brava, per fare questo tortino a 3 piani. A 3 piani. Guarda, dobbiamo prepararli bene bene, poi ricordiamoci signore che deve riposare e ricordiamoci che il parmigiano, il pangrattato devono essere ben incorporati. Ben incorporati, bene. Quindi Se abbiamo non abbiamo questa preparato distinzione. tritato di pollo, tritato di maiale e tritato di manzo. Esatto. Questo l'hai fatto un po' diverso perché hai messo il Ci ho trito. messo il trito e lì c'è invece il basilico e lì c'è il finocchio Bene. grande. Dica, ma questa ricetta che cos'è? Questa ricetta può essere anche usata per dei resti che abbiamo di carne, di cose, li frulliamo e facciamo queste cose qua, oppure ce le facciamo dare proprio Dal macellaio. E per fare una cosa diversa ogni Vediamo tanto. come capito? viene, dai. Così. Vediamo. Maciniamo, stiamo incorporando bene bene. Per bene, ok. Lo sai che abbiamo un regista pazzesco? Mamma mia, non mi farete per favore parlare. No, parla, il regista, non so se tu conosci il suo film. No, che film Si è? chiama La strada solitaria. Mamma mia, ha preso premi? No, proprio non è mai uscito. Come non è mai uscito? È una regista In che senso non è mai che lui uscito? l'ha fatto, ma non è mai uscito. Sa com'è il film?
la strada solitaria, una strada e basta, 2 ore. Quindi diciamo verso l'infinito, quindi Sì, esatto. una metafora quasi, No, diciamo, no? tutt'afora, perché proprio niente. No. Comunque questo regista si chiama Deutschmann. È tedesco? Sì, sì, in italiano Deutschmann, poi in italiano chi lo vuole capire capisce. Ah, Deutschmann. Deutschman, Deutschmann, è pazzesco. bravo, bravo, bravo. Questo Quindi è un tedesco pronto. abbiamo preso, eh? Sì, sì, ridiamo una passatina a questo. Deutschmann. Pazzesco. Ecco qua. Dopo Shalaman. Shalaman. Shalaman non andava bene, ragazzi. A No. lei non piaceva. No, a me non Shalaman. piaceva sinceramente, ragazzi. Mentre Non mi valorizzava Ti renderai Shalaman. conto con. Shalaman, dico, tutti ne dicono, però dal mio Ma punto con di vista... Deutschmann sarai Guarda, contento. guarda Deutschman, guarda che primo piano, guarda. Esatto. Vedi, è un'altra cosa. Shalaman non... cioè, così... Ma poi io so che tu hai anche le capacità di un critico cinematografico. certo, logico. Esatto, e non so, hai visto l'ultimo film, quello bello, bello veramente, che ha avuto un sacco di successo, La fuga del cavallo morto. La fuga, come che scappa se è morto, scusa? Facciamo un altro, L'uomo nudo dalle mani in tasca. Quello è stato un colossale. Ah, veramente? L'uomo nudo Premiato dalle mani a Cannes? A Cannes? Sì, proprio A Cannes. Bene, allora mi pare che siamo lì Per per fare dire che? ai nostri ascoltatori, e lo diciamo come? Lo diciamo in Dillo in groenlandese. tedesco. No, in tedesco, per No. il Deutschman. Ah, per il nostro Certo, regista. per omaggiare la prima puntata di Deutschman. Ma uè, Sbruggen, Sraven, Consiglien per Consiglien. una puntata, ragazzi. Dai, ma su, una dove puntata, te ma una ricetta. Eccoci tornati, hai visto? Desiree? Bentornati. Ho sentito 2 consigli per i consigli che mi hanno entusiasmato. Ti hanno- Andrò. Andremo, ok, Andrò. allora. Allora, riprendiamo la nostra ricetta, è giusta? Prendiamo una teglia di questa. Di queste a con la cerniera. Mi dai dell'olio. Ah, dai, fammela fare a me E questa la fai cosa. tu, vai. Olio. E adesso mi devi Anche il bordo? bordo e i bordi alti pure, non solo il centro, i bordi alti, anche questo tutto, bordo alto. Ragazzi, come unge le teglie, è un'ungente. Aspetta che mi serve. No, già basta, è un'ungiatrice veramente, guardate che brava. Prendi il pangrattato, ecco, i tocchini ci sei dannata con una mano. Allora, prendi il Prendi il pangrattato. pangrattato, butta le cose. Lo metto qua? Di più, di più, di più. Di più, Ah, lo di so, più. cosa non parlare, lo so. Vai, vai, vai. Silenzio. Vai. Va bene? Sì. Gira tutto nei bordi alti, brava. E lo fai cadere lì. Scotolia e cadi. Brava! Guarda, mi hai fatto sporcare la maglietta. Scusate, ma chiedo un applauso. Senti. Grazie. Senti. Non dovete, veramente, grazie. Veramente. Non c'era, io non me lo aspetto. Io non- Allora, quindi, fate questo cominciamo. lavoro qua con la teglia. Prendiamo il macinato di Prendete prima il macinato di pollo e lo mettiamo giù. e lo mettiamo giù. E facciamo così, guarda. Lo allarghiamo. Ci ungiamo le mani perché va se no ci impiccica, Vai. è giusto? Ci ungiamo le mani, ce lo allarghiamo come che fosse una pizzetta, vedi? Ok. Così, lo mettiamo nello stampo e lo andiamo ad adagiare fino ai bordi. Così. La telecamera dell'artrosi le prende queste cose. Ma certo che Hai le visto? prende. E andiamo così. E lo stiamo mettendo così, guarda. E abbiamo fatto il primo strato, lo schiacciamo ben bene. E allora, io qui metterò del prosciutto, ma non ho voluto mettere le solite fette di prosciutto che magari quando tagli si tira fuori tutto il prosciutto, ci hai fatto Ci ho caso? fatto caso. E io l'ho macinato. Ah, bravo. Ho macinato Ok. il prosciutto e lo vado ad adagiare così, in modo che ci dà più gusto Sì? e poi non si sfelaccia, non esce, esce tutto il Bellissimo, prosciutto. quindi prosciutto macinato. Capito? Così, una bella quantità, così. E voilà, ecco qua. Dopodiché, dopo che l'abbiamo stratificato ben bene, così, andiamo a mettere il secondo strato di carne e andremo a mettere il maiale. Ok. E il maiale faremo lo stesso lavoro.
lavora come se fosse una pizzetta. Una pizzetta e poi la vai ad adagiare là. Allarghi e poi la adagiamo. Cosa vuol dire in italiano adagiare? Appoggiare. No, fare piano, adagio, adagio. Ah, adagiare, giusto, hai ragione. No, è vero, secondo me sì, adagiare è questa Ecco. l'etimologia corretta. L'etimologia. Lo so, però certe volte certe parole in televisione non andrebbero dette, però scusa. Che la nostra è una trasmissione che va in orari protetti. Sì. L'etimologia è una cosa che Un po' volgare. Non è volgare, è un sentimento lento, capito? Un sentimento. E abbiamo fatto l'altro strato. Il secondo strato, quindi nel Ma mezzo tu non ti devi prosciutto. preoccupare, li faccio io, perché me li vuole levare dalle mani per farlo No, lei. no, vabbè, dai, perché fallo tu. sapevi quanti faccio più? Allora, ma questa, senti, come la No, usi? ferma! Come la usi questa tu? No, un altro pezzo, dai. Come la usi questa tu? Ora te lo Vuoi faccio farti delle vedere. fettine? Sì, mi devi fare delle fettine perché le andiamo a mettere proprio adesso. Fammi un bel po' di fettine e io le metto perché sennò spariscono, se non le metto subito le fettine spariscono, capito? E io le metto, e io le metto, e io le metto. Basta così, non me ne servirebbe. Ormai questa l'ho tagliata. E che facciamo? La vuoi mettere? No. Va bene. Allora, quindi provola, cos'è? Che tipo di provola è questa? Che ridi? La provolo. Questa si chiama, l'hai già provolata, questa è provola scomparsa, perché il tempo che ti giri finisce. Andiamo a mettere adesso la carne di vitello. Di vitello, seguite. Apriamo così, Mi raccomando. sempre a mo' di pizzetta, A pizzetta, la mettete, Così. la allargate, l'adagiate, adagio. adagio, viaggio, ecco qua. E a questo punto l'adagiamo bene bene, questa sarà la base, anche se il macinato di vitello è quello che si ritira più di tutti come carne. L'hai inventata tu questa Sì, ricetta? mi piace Veramente? così, 3 piani di gusto l'ho chiamato. Bravo. E la faremo sia così che con i vegetali. Fatto questo, andiamo a metterla in forno, però dobbiamo metterla in forno un poco protetta. Prendiamo un po' di carta forno, Sì. così, voilà. Facciamo questo lavoro così, guarda, così. Mi dai la forbice per favore? Certo. Guarda, hai visto che cosa ho fatto? Ho preso la misura. E poi là. E andiamo a coprire piano piano questo e lo mettiamo in forno. E lo mettiamo Gli qua. diamo quei 20 minuti a 200 gradi e lo lasciamo E lo cucinare lasciamo per là. bene. Prendiamo sempre una bowl e andiamo a mettere questo che non è altro che un purè di patate. Un purè di patate. Fatto con patate però, eh. Oppure comprato. Mi dai una Marisa? Questo è fatto con le patate. Questo lo togliamo e andiamo. I soliti condimenti. Un po' di parmigiano. Lo stai facendo uguale, Uguale, sì. ma vegetariana abbiamo detto. No, non è purtroppo vegetariano, ho deciso di no. Ah, perché c'è, forse ci metti il prosciutto. No, Però ora è, lo vedi. diciamo Ora lo vedi. è con le verdure. Esatto, andiamo a mettere un poco. Ti accorgi come quando uno dice ma perché il coltello non vale l'altro? Questo non è buono. No, questo l'affettatore Questo era è buonissimo bravo. per affettare quelle, aveva ragione. Certo. Non fate Allora, quindi pure pangrattato, prezzemolo. prezzemolo, così. E questa è la prima base. Sale? Puoi? Pangrattato e l'uovo. Ci va il sale? Certo, pochino, perché il purè già l'avevo fatto un po'. Pangrattato glielo abbiamo messo? Sì. C'è già? Ah no, pangrattato no. No, ce lo dobbiamo mettere, dai. Allora, 2 di questi. va bene? Sì. Ok. Ok. E ora andiamo a mescolare tutto questo lasciandolo riposare. Riposare. Vuoi che mescoli io? No, ci siamo quasi, Ci però sei. la magia della televisione com'è? Abbiamo preparato perché ha bisogno di riposare, quindi l'abbiamo già ce fatto l'abbiamo prima pronto. per lo farlo guardiamo. riposare. Guarda, abbiamo preso quella zucca già bollita
i broccoli già bolliti, li abbiamo impastati. Nella zucca abbiamo aggiunto un poco d'aglio perché ci sta benissimo. Nel broccolo ci abbiamo messo parmigiano, uovo e pangrattato. Parmigiano, uovo, pangrattato e aglio qui, parmigiano, uovo e pangrattato e prezzemolo nelle Quindi patate. 3 preparazioni. Iniziamo a fare la Ok, stratificazione. allora. Mettiamo la zucca Sì. come primo strato qua e lo andiamo a schiacciare per fare la base di zucca. Nel frattempo la mia Desiree Che faccio? che fa? Mi prende della salsiccia e la libera La prima del suo budello. e la priva del suo budello. Allora, è un po' complicato, eh? No, mica tanto. Dai, veloce. Velox. Ah, così era, Sì, aspetta. brava. Guarda, Vero. devo togliere il guanto, mi dispiace. Mi dispiace. Va bene, allora, Fatto. metto qua? Sì, brava Desi, brava. Brava Desi. E andiamo a mettere questi pezzetti di salsiccia qui, così. Che siamo una forza tutte e due, sai Desi? Lo so. Siamo una forza. E io soprattutto. No, Desi, lo puoi fare direttamente, dai. Ecco, bravo, dammi, perfetto. Così, 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 così. E basta più, Basta Desi, così? ce l'abbiamo fatta, sì. Ok, allora, Abbiamo quindi riempito, vedi? abbiamo fatto questa aggiunta di salsiccia sul secondo strato, giusto? Brava, brava. Togliamo questo, lo mettiamo qua. Poi andiamo a fare lo strato di Broccoli. Quindi il primo era purè di patate. No, il primo era pure di zucca. Ah, e la zucca, non l'hai messa ancora le patate, No, hai ancora ragione. devo mettere. Quindi zucca, Andiamo salsiccia, broccoli. Broccolo. Il broccolo, tu che cosa ci vedi con il broccolo? Dimmi, un ingrediente che ci sta proprio bene ed è un prodotto nostro, sicuro. Il caciocavallo. Brava, il caciocavallo fresco. Con l'affettatore, con questo. Sì. Ecco fatto. Abbiamo stratificato anche questo, così. Poi dici che non ti aiuto, No, questo non l'ho mai detto che non fai niente. E andiamo a mettere così il caciocavallo fresco, in modo messo così ogni fettina avrà il suo caciocavallo fresco. Grazie. Io penso che può andare così. Basta. Basta. Va bene, Io lo allora. so perché dice basta. E andiamo a mettere l'ultimo strato. Così. Pure di patate. Questa è solo patata. Ci aiutiamo con le mani, se no l'impiccicamento è pazzesco. Mi versi un po' d'olio su questo purè, per favore? Qua? Qua, proprio sopra. Oh, è Basta, pazzesca sta basta. ricetta, Bravo. Questo così. Andiamo ad allargare. E adesso questa va in forno, E giusto? adesso questa va in forno così. Le cardiamo in questa maniera e poi riabbassiamo i bordi così. Lo andiamo a mettere In forno. Senti, Anch'esso. quanto sta in forno questa? Questo sempre lì una ventina di minuti. Una ventina di minuti. A 200 gradi statico. Adesso siamo quasi pronti per uscire con i piatti e passare all'assaggio. Tempo di pulire e siamo da voi. Desiree, a questo punto Siamo pronti per non ci resta assaggiare. che fare vedere le pietanze perché so che non le puoi assaggiare neanche tu. No, ma che dici? Dai, Non avevo prendile, detto- fammi vedere. Non avevate detto che lei non li doveva assaggiare. Ma non è vero, come chi non l'ha li dovevo detto? assaggiare Ma chi io. l'ha detto? A me l'ha detto Daniela. Senti. Senti che... Facciamo che ci scrivono sotto i commenti di Sicilia Play chi deve assaggiare tra tutte e due. Ok, ci sto. Lanciamo questo. Lanciamo questa sfida. Vado a prendere le cose. Vai a prendere, dai. Vado? Chi cavolo! Guarda che cosa. Abbiamo un distacco metrico. Ecco qua. Togliamo questa.
Guarda quel prosciutto rosso che bello. E poi facciamo così, guarda. Facciamo così. È veramente troppo calda era per sformarla, sai Gioia? Però va bene, dai. Come lo metti lì Ora adesso? ti faccio vedere. Come dicono i latini, ci vogliono i ferri per fare un mazzo. E voilà! E guarda che ti sono fatto! È bello sto tortino, si vede il prosciutto. Bellissimo! Eccolo qua. Eccola qua. Facciamo il Ecco. tentativo di sformamento pure di questa. Quindi, questa tutta verdure con questa Verdura aggiunta solo con l'aggiunta della salsiccia. della salsiccia. Per cui se qualcuno poi invece la vuole fare vegana, Non la mette? non mette la salsiccia, ci mette altre cose. Esatto. Speriamo di sformare. Secondo te ce la faremo a Sì, sformare? secondo me sì. Speriamo. Due. Vai, vai. C'è? E voilà! Mamma mia, meraviglioso, perfetta. Abbiamo voluto qualcosa, vabbè, un po' di zucca si è appiccicata, Va però bene, abbiamo ma non voluto questo importa. colore della zucca, vedi? Sì, sì. Così. E questo suave. Allora, io direi, cominciamo ad assaggiare. No, cominciamo da questa perché quella è troppo calda, Ma vedi manco come quella fuma? scherza, eh? Vabbè, tu prendi un piatto, cominciamo con le Allora, porzioni. facciamo tutto quanto, dai. Prendiamo i piatti. Così. Andiamo, mi dai una forchetta? Facciamo una porzioncina di questa, così. Per favore, registro. E che cos'è? Guarda, Che cos'è? Vai. Pasticceria, che cos'è? vai. Questi colori Questi sapori. che ricordano la Sicilia. Brava, stavolta assaggio pure io. Non puoi assaggiare? Vabbè, fatti tuoi. Oh, è buona, Buono. È molto buona. E quella provola, E quella però tutta sapi. come ci sta? Bene. Eccola. Ci siamo? E questo l'abbiamo fatto fuori. Ce n'è ancora? Ora facciamo l'assaggio di questo bel tortino di carne. Bellissimo, tortino di carne a 3 strati, ragazzi. Cioè, se aveva finito, Buono. perché se ne arriva là? Buonissimo. Ma anche i sceneggiatori, gli autori hanno scritto che tu non devi tornare là. Ecco. Ah, Complimenti, eh? È buono. aspetta. Aspetta. Che abbiamo? Guarda. Guarda. Anche questo non scherza, eh? Vai. Il maiale che è rimasto bello rosa rosa. Dimmi com'è, rosa rosavi, rosatum rosale. Com'è? Lo assaggio pure io. Non lo puoi assaggiare. Stavolta mi licenziano, Allora, non lo oggi so. stai abusando, eh? Oggi stai abusando. È buono. Non venire poi a piangere da me. Buono, eh? Buono, buonissimo. Buono. Ci vediamo alla prossima. Lei non lo so se ci sarà. Lui non c'è, ragazzi. Eh. Cucinerò io dalla prossima. Ecco, la prossima sarà lei, la cuoca. Ah, A dopo. Ciao Desi. E tu devi dire ciao Totino. Oh, Di nuovo, di nuovo. Ciao Desi. ciao Totino. Ci vediamo. Non lo so, non ci vediamo. Gatò a 3 piani. 500 g di broccoli, 500 g di zucca, 1 chilo di patate, una bustina di zafferano, 100 g di provola piccante, 2 nodi di salsiccia, 2 cucchiai di pangrattato, 30 g di parmigiano grattugiato, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, sale e pepe quanto basta. 3 piani macinati, 500 g di vitello, sedano, carota e cipolla quanto basta, 500 g di macinato di pollo, coscia,
un mazzetto di basilico, 500 g di macinato di maiale, capocollo, un cucchiaino di semi di finocchio, 3 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, pan grattato quanto basta.